Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Oggi vi voglio parlare un po' di una cosa che mi hanno chiesto alcuni amici, miei clienti che mi contattano in PVT. Insomma, anche loro vedono che il panorama della magia, degli esoteristi è un po' folcloristico, ce n'è di tutte le specie, di tutte le qualità, e restano un po' in dubbio su chi sia veramente valido, competente, professionale, capace, e altri che millantano miracoli e pifferi magici di turno, no? E quindi mi hanno chiesto di dire 2 o 3 cosine in merito, tanto per. E il vostro Marietto sapete che si fa sempre i fatti suoi. Poi devo dire una cosa, io ho il mio amico Dante che spiffera, mi dice un sacco di cose e io mi fido di lui, quindi ho chiesto un po' a lui un po' cosa gira in giro, perché lui è un esperto, è sempre stato un tipo che ha avuto tantissime taglie sulla testa, e pensate che addirittura nel 2000 un cacciatore di teste, sapete quelli che cercano per le banche i top manager, no? Era piuttosto famoso nella quarta città bancaria più fiorente di uno stato, ed era il top, diciamo, no? Massone, squadra compasso, insomma, aveva offerto 1.300.000 euro o 1.300.000 franchi, non mi ricordo più se c'erano già gli euro, per la testa del Dante. E il Dante, che stava insegnando informatica, visto che gli aveva detto una sua studentessa, gli ha detto: beh, gli mandiamo giù 40 curriculum, perché questa studentessa gli aveva detto: guarda, il Caio Sempronio offre 1.300.000 franchi per il tuo curriculum. Lui ha fatto 2 calcoli e ha detto: cavoli, mandiamo giù 40 dei miei curriculum e risolviamo la fame del mondo, al Dante, no? Al che dopo un po' c'era il telefono in aula, quello lì ha telefonato su spaventatissimo, infatti poi è durato poco, ancora 10-15 anni, poi se n'è andato al campetto di infarto. Quindi ho chiesto al Dante: ma insomma Dante, cos'è sta storia che qui mi chiedono un po' se c'è gente valida che si offre come mago, operatore esoterico, veggente, cartomante, taroccatrice, insomma medium, più chi ne ha più chi ne mette? E il Dante mi ha risposto: guarda, ci sono i bravi e insomma quelli che insomma sono al limite della legalità, nel senso che sono un po', non diciamo imbranati, ma hanno cercato questo lavoro perché purtroppo era l'unico spazio che potevano fare, ma nella realtà non era il loro karma di destino, quindi si sono riciclati. Gli ho chiesto: ma è usato sicuro Dante? E il Dante mi ha detto: neanche usato sicuro, niente da fare. Quindi, cari amici, se il Dante mi dice questo, lui che ha sempre avuto un bel po' di tagli da 60.000 euro in su, no? Sulla testa, proprio perché era un po' ricercato, era un po' gettonato in certi ambienti, squadra compasso e altri ambienti, di lui mi fido, perché più hanno le taglie, sì, perché esistono anche le taglie su certi esoteristi, quindi si va sul sicuro. Quindi, cari amici, anche sui social ci sono quelli di serie A, di serie B e di serie C, no? Per non dire altre cose. Quindi dovete un po' stare attenti a chi vi propina lavori di ogni genere, e fare più domande, nel senso, se qualcuno vi offre dei lavori a basso prezzo, prima di tutto è solamente per accalappiarvi il cliente, e poi bisogna essere chiari: per fare certi lavori ci vuole il materiale, il tempo, le conoscenze e tutto il resto, le competenze, e poi lo spazio, l'attrezzatura, insomma ci vuole un sacco di cose che con prezzi bassi è impossibile fare praticamente, a meno che non sia la sindrome della Madre Teresa di Calcutta, ma non credo che nell'esoterismo ci sia questo trend. Quindi, cari amici, dovete stare un po' attento a questi suonatori di fifferi che per pochissimi euro vi propongono giri di carte o operazioni di allacciamento, di riprendersi l'amato di qua di là, perché ho sentito di quelle storie da fantascienza.
E quindi niente, vi dico solamente state attenti, non fatevi infinocchiare a certi personaggi che buttano l'amo e poi dopo vi sparano cifre esorbitanti, perché magari si è visto che si ha dei blocchi col tipo, la tipa, insomma, capite, no, come il gioco. Quindi, e non fidatevi mai di personaggi che arrivano all'improvviso. Cercate sul tubo, guardate se hanno tanti video, guardate se hanno un bel sito, guardate un po' se hanno una cassa di risonanza elevata a livello mediatico importante, se no lasciate stare, perché va a finire che poi vi trovate con un buco nell'acqua e non avete raggiunto il vostro scopo e avete anche il borsellino vuoto. Bene cari amici, il vostro Marietto vi dice solo queste cose tanto per insomma coprire questa curiosità di alcuni miei clienti che mi hanno fatto queste domande, e allora ho pensato bene di fare una pillola per informare il pubblico. E poi per l'ultima cosa, che mi dimenticavo, ci sono quelli che sono tutti reincarnati o di Gesù Cristo, o del Conte il Cagliostro, o di qualche re o qualche, mai che avessi trovato un mago che non dicesse io nella vita prima ero un morto di fame in Tibet su nelle montagne che facevo Om tutto il santo giorno, o mai che avessi incontrato un esoterista di questo stile. Tutti che nella vita prima erano Giuda, Gesù Cristo, Carlo Magno, insomma, avete capito, no? Tutti che praticamente erano qualcuno che insomma camminavano sull'acqua, ci mancava solo che fossero anche Giuseppe Maria e l'Asinello insieme. Bene cari amici, il vostro Marietto finisce qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda, il vostro Marietto veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 abbiamo un percorso di esoterismo ed è gratis. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.